Ma torna anche stasera l'immancabile appuntamento con il traffico ed il meteo del Veneto in compagnia del nostro Mimmo Calore. Vai Mimmo! Grazie Marco per la linea, io purtroppo ti sento forte e chiaro ma non ti vedo. Girati Mimmo! Ah, grazie per aver ripristinato il collegamento video. Noi naturalmente un ciao ciao con la manina dal vostro Mimmo Calore, sempre pronto per darvi tutte le informazioni su meteo e clima del nostro Veneto. Certo, ma come si vede dalla cartina evidentemente. Certo, ma noi naturalmente prima di parlare del nostro Veneto dobbiamo darvi anche le notizie sul meteo, ad esempio del resto del mondo, e vi segnaliamo che c'è una regione, si chiama Kashmir, che sta tra il Pakistan e l'India. C'è una regione dove sta piovendo tantissimo, ci sono piogge torrenziali in tutto il Kashmir, sono più di 3.000 gli abitanti infiltriti. Purtroppo sì. Ma perché? Vabbè, salutiamo gli abitanti del Kashmir, però concentriamoci sul nostro Veneto, ecco. Bravo diciamo Marco, così. bravo. Parliamo ad esempio zona Monselice, come potete vedere qui, zona Monselice. Purtroppo il tempo è incerto, non si sa se sarà bello, se sarà brutto, se piove, c'è il sole, non si sa. Ma dove? A Solesino, quello è Solesino, sole sì, sole no, chissà, Solesino. Andiamo avanti prima che ti dai la cartina. Bravo Marco, bravo. Ma informiamo tutti che oggi e domani tutti gli aeroporti veneti saranno chiusi perché gli esperti prevedono forti precipitazioni. In aeroporto spero di no, però ecco, vediamo avanti. Il centro ARPAV di Teolo, come potete vedere qui, il centro ARPAV di Teolo ci segnala che c'è una forte siccità in Cina. Ma il centro ARPA di Teolo controlla quello che sta in Cina. Certo, ma si sa naturalmente che in Cina piove Pechino, naturalmente. Al contrario del Montenegro dove il tempo è amaro. Vabbè, non ha il sapore vero però, Bravo. Fate attenzione naturalmente agli sbalzi di temperatura, questo tempo un po' pazzerello, pazzo, naturalmente. Con questo clima pazzo non si sa mai come vestirsi. Non fate però come quell'anziana signora che indossando un maglioncino purtroppo è rimasta fulminata. Ma che maglioncino era, scusa? Fate attenzione alla corrente del Golfo. Chiudo con un'importante notizia sempre sul traffico, riguarda un po' tutti quanti noi. Traffico qui a Oslo, in direzione Oslo, naturalmente. Scusami, ma allora, direzione Oslo, hai due possibilità, o là oppure là. Comunque in direzione Oslo, naturalmente le strade, le autostrade della città sono praticamente intasatissime. Come perché mai? pare ci sia una notizia a Oslo, drasticamente abbassati i costi della prostituzione. Ma questo è incredibile, ma di questo passo dove andremo a finire? Ma io un weekend a Oslo. E allora partiamo subito, ciao a tutti, da me e da Mimmo. Ciao con la manina. Andiamo Mimmo.